si chiedeva alla collega di fare una, pur nel rispetto delle sue idee, attenta riflessione e valutare l'opportunità, insomma, della sua presenza all'interno di organismi così delicati che discutono di temi dove non la si pensa uguale a tutto il resto della minoranza, se forse valga la pena che lei rifletta la sua presenza all'interno, ecco. Una lunga notte di grandi temi, ma la questione centrale durante la direzione del Partito Democratico Veneto che si è tenuta ieri sera a Padova è stata la posizione della consigliera regionale Anna Maria Bigon dopo la sua astensione durante il voto sul fine vita in Consiglio regionale. 22 dirigenti su 40 del PD hanno sottoscritto una mozione chiedendo a Bigon di riflettere sull'opportunità o meno di ricoprire il ruolo di vicepresidente della Quinta Commissione Sanità. Indipendentemente dalle idee di ognuno di noi, nell'idea di un pluralismo e di una divisione di idee e di vedute su alcuni temi ovviamente, ci possa essere la libertà di coscienza, nessuno invocava al tema delle sanzioni, risulta evidente, però risultava altrettanto evidente che in questo documento si chiedeva alla consigliera Bigon di prendere atto anche del fatto che nella stessa commissione, ad esempio, dove lei è vicepresidente, rappresenta non solamente il Partito Democratico, ma tutte le forze di minoranza che nominano la vicepresidenza, che si chiedeva di valutare l'opportunità, se lei fosse, diciamo, in una posizione, a fronte della sua libera idea e libero pensiero, di essere ancora garante di rappresentare tutta quella parte di consiglio regionale. Tra i firmatari della mozione i consiglieri regionali Montanariello e Zottis, i segretari provinciali di Verona, Venezia e Rovigo, i deputati Andrea Crisanti e Rachele Scarpa. Resta ferma la libertà di coscienza che caratterizza il PD, il pluralismo, ribadiscono i firmatari, è garantito. È stato un documento condiviso da un importante numero di dirigenti alla quale per senso di responsabilità, per evitare fratture e spaccature, non abbiamo sottoposto al voto, visto che era un documento molto condiviso all'interno della direzione e quindi risultava evidente che non c'era la volontà di creare una spaccatura. Il segretario abbiamo chiesto di far suo questo documento e lo ha fatto,